Due cose molto semplici. I soldi per l'agricoltura vengono da dove si vende. Il problema è il mercato. In questa crisi noi abbiamo detto, quando dico noi intendo dire io e altri che verranno volentieri a Cavour, qualcuno oggi non viene per causa degli impegni personali, ma noi ci impegniamo in tempi molto stretti, d'accordo con l'associazione e con chi ha buona volontà, a tornare a Cavour a discutere seriamente, con 70 cavoesi contro 70 di fuori. Non basta tematire due, tre schimbe, chimbanta, e a fare di Cavour quello che io ho sempre pensato, un simbolo della pastorizia. Io ho fatto una manifestazione per il pastore Simo Sturzo, credo che Antonio Costeghi che ancora come reliquia allo striscione che era attaccato di Santo Bainzo. Il problema è il mercato. In questa situazione noi abbiamo detto, ma che ci facciamo di de minimis e balle varie? O questa operazione di ritiro del formaggio truccato? Si è chiesto Polina e fa l'ingenuo, poi lui lo sa benissimo il perché, no? Dice, ma perché Mercuriale di Assolate danno 6 invece che 4,20? Perché bisogna ritirare il formaggio, quindi in questo momento qui fissiamo senza dati oggettivi, o forse sono i veri, questo è il punto. Diciamo alla regione è Molupaca da Sese. Di chi è sul caso? Sono quei coglioni delle cooperative, voglio usare i termini schietti che usiamo nel parlare normale, che producono il romano e lo danno a commercializzare a Pinna e a Cuvello. Qualche altro pure si introduce, ma insomma, i grossi sono questi. Ma che senso ha che io rischio per il ritiro, rischio per la lavorazione, rischio per la stagionatura, rischio per tutto quanto, e il guadagno lo fa chi vende e chi mi caccia via dal mercato? Non era così, Cioè questo non è un destino cinico e baro, perché non era così, come non è stato così gli anni scorsi quando c'erano le OP, organizzazioni dei produttori, che potevano andare. Allora se io controllo il 51% del pecorino e mi viene Pinna e mi dice me lo dai al 4? No, e non ce n'è altro. Ma se è libero nel mercato, vado da Oschiri e gli dico me dai a quanto? 4,20? No, ma c'è Anella che me lo dà a 4,10. Anella a 4,10, a questo punto mi resta sulla gobba, chissà se è vero, chissà se non è vero. Quello di Anella chiamato a rispondere di verità fa lo stesso ragionamento che fa lui, a fotti, è chiaro che poi tutte e due restano fottuto, chi guadagna è Pinna e Cuveggio, che però fa la triangolazione. Cioè io non lo dico a caso, sto parlando di penale, di fiscale, non lo dico a caso, ma perché ci sono queste cose, sono totalmente probabili, documentabili, le sa anche l'assessore evidentemente, no? Noi proponevamo, prendiamo 10-20 milioni di euro, li diamo a Sardegna Promozione, che è un'agenzia della regione, poi si prendano un giapponese o chi vogliono per andare a vendere, gli dici questi sono i soldi, ritira il formaggio, vai e vendilo a cercare altri mercati e dagli un grammo di pecorino al cinese, può raccontare 1 grammo a 1,3 miliardi si può ridare duro, siamo rovinati, ma più scarso di ridare, vai a cercare nuovi mercati. Ma perché di questo si tratta, non è che se noi restiamo a produzione romano e a mercato unico con 2 esportatori e 3 importatori, perché in 5 persone decidono la vita di tutti i sardi, in chi? Allora qui il problema è tutto intorno alla commercializzazione. A suo pastore la Murnau, fai molto latte, fai buon latte, e l'ha fatto, ci ha creduto. La riforma proprio era questa, fai molto e buon latte. Hanno fatto molto e buon latte. Agli industriali e alla cooperazione abbiamo detto, adesso vendi bene il formaggio e paga bene il latte. Cioè quella che
Oh, Piccione de Cavour, non cominciate a boccare il truffolo, o vi riconquistate l'orgoglio che nella filiera la parte moderna siete voi, che avete fatto sul serio modernità, oppure siete fottuti. Chi non è stato in grado di reggere all'evoluzione del mercato sono stati i cosiddetti industriali, i cosiddetti venditori, i trasformatori. E non devi stare a raccontare balle. Allora, la regione ha fatto 1000 errori, ma ne ha messo veterinari in giro, ne ha messo assistenti in giro, ha dato contributi, non è che non ne ha dato contributi. Allora, su questa questione si gioca sul serio la partita. Io mi fermo qui perché mi sto impegnando sul serio. O lo fate voi o lo facciamo noi, poi lo facciamo tutti insieme. Iniziamo a dire chi c'è buoni imprenditori in Sardegna, ce ne sono tanti, Vogliamo riprendere un filo di discorso? Perché inizio a perdere anch'io speranza che la politica, io faccio politica e non è che sto parlando contro chi, cioè che nelle istituzioni ogni tanto si scopre che non abbiamo comune linguaggio. Voi state comprendendo cosa sto dicendo, siccome chi non lega voi vai detto in cinese e chi da tanto che vai detto in cinese boom 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 e te che andare chi muore con un coglione, ma bim boom boom non ve lo comprende nessuno. Noi non abbiamo comunanza di linguaggio in questo momento con espressioni politiche fondamentali per la democrazia sarda, cioè sto parlando di grandi partiti, non è che sto parlando dell'ultimo sacrista. Come ho fortissime preoccupazioni sulla rappresentatività delle associazioni professionali. Fortissime preoccupazioni. Perché vedo in questo senso non soltanto quello che vedo in tutti, che c'è una dipendenza dall'esterno come elaborazioni. Cosa importantissima se non è dipendenza, cioè se ci confrontiamo con chi elabora, discute, produce tecnologie, saperi, fa bene ad andare in Brasile Pulina, avvisa prima che arrivino a 30 milioni però che ci salviamo. Ma quello che sta mancando, che è mancato in questi anni, è il centro propulsivo culturale. Poiché non ci sono molti pastori stamattina, per finire adesso proprio, a me pare molto importante che a Cavour e in questi nostri paesi, dove è venuta su con sudore di sangue, di pastori, di contadini, è venuta su una classe intellettuale, un ceto intellettuale, per dirlo più correttamente, figlio di pastori e figlio di povera gente. Noi siamo figli di questo mondo, noi, i laureati, i diplomati. Allora qui occorre che i laureati e diplomati, non soltanto in agraria, ma anche quelli in filosofia, in storia, in cultura, in accidenti che ci venga, noi diplomati e laureati, riconosciamo a queste comunità non soltanto la cultura delle radici, porco d'un cane, a portare nella cultura delle radici la modernità compatibile con la nostra storia, con la nostra identità, con le nostre qualità, perché esistono e ci sono. Se non c'è questo processo, il pastore diventerà sempre più isolato, il contadino diventerà sempre più isolato e a forza di piccare il corpo nata, ma a me chi è? E basta puro. A ricostituire comunità vuol dire oggi questo. È una sfida. Ha ragione Giovanni quando nell'introduzione diceva queste cose qui. Il lamento del pastore errante della Istria, altro che dell'Asia. Allora, chiama la coscienza di tutti qui,
Gavoi può diventare, senza adesso, Gavoi passa e basta, ma può diventare un momento di ripartenza importante, culturalmente parlando, chiamando i vostri innanzitutto della diaspora a bene, rannoche, a baidare, i sardos, i chere, commente che baidare, basta che vi scoprendete, e a portare esperienze, culture, le più varie, le più vaste, quelle che ci contesteremo fra noi, ma ricostituirla questa comunità, che ne ha bisogno, e non aggiungo altro.